E oggi vi porto con me sul Monte Piana. Mi trovo nelle Dolomiti di Auronzo Misurina, mi trovo all'altezza del lago di Misurina, della bellissima visione che più in quota sarà ancora maggiormente emozionante dei Cadini di Misurina, dietro di me per il momento un po' nascoste dai boschi e le tre cime di Lavaredo, invece dal lago Antorno, dal punto dove passo per questa mia escursione giornaliera, in lontananza la bellissima visuale del maestoso Sorapis. Ed è proprio da qui, dal lago Antorno, dalla baita d'Antorno, che inizia questa mia giornata che poi mi porterà in quota, e camminare così su questo bellissimo scenario invernale proprio nel grande pianoro del Monte Piana. Ed è proprio da qui, da un punto dove si giunge durante l'inverno con la macchina, perché poi la strada viene chiusa per il servizio di motoslitte direttamente per le tre cime di Lavaredo, per il rifugio Auronzo, che ha inizio quindi il tratto pedonabile di questa mia giornata, di questa mia escursione in quota. E lascio a circa 200 metri alle mie spalle il lago Antorno e lo chalet che si pone lungo la strada per intraprendere questo sentiero, il 122, che sale leggermente in direzione dei boschi del Col della Selva, una piccola collina che ora tengo sopra di me e che mi accompagna all'interno di questi bellissimi boschi prima di raggiungere un secondo bivio dove collegarmi con quella strada estiva che poi sale direttamente in direzione del rifugio Angelo Bosi, della Piramide Carducci e del Monte Piana stesso. E come si può ben vedere, un sentiero ben battuto all'interno di questi boschi, dove un po' alla volta il sole comincia a penetrarvi dentro e quindi a creare questi giochi di luce che sicuramente rendono piacevole la camminata, rendono sicuramente merito a questa nuova giornata e a queste mie meravigliose Dolomiti di Auronzo e Misurina. Ed eccomi giungere quindi sulla strada forestale. Lascio ora questi bellissimi boschi, è una camminata che in circa 15 minuti mi congiunge con quella che poi anche durante l'estate è la forestale che sale direttamente al rifugio Bosi per poi iniziare il lungo cammino attraverso il Monte Piana e a tutte quelle diramazioni di sentiero presenti in questo suo territorio. Ed ora da questo punto, indipendentemente dalle tabelle di sentiero presenti, non devo fare altro che seguire questa bellissima strada forestale. Questo fino al rifugio Bosi è il punto più
impegnativo, definiamolo così. Diciamo che il dislivello maggiore, quei 400 e rotti metri di dislivello che si affrontano, diciamo che un buon 90% sono da qui fino al rifugio, però le sorprese stanno ancora per arrivare, perché se lascio i boschi del Col della Selva, ora questo tratto di cammino fino al rifugio e poi alla vetta del Monte Piana saranno completamente a cielo aperto, e quindi si aprirà uno spettacolo panoramico che non guarderà solo alle 3 cime di Lavaredo, che adesso un po' alla volta stanno entrando in scena, ma guarderà tutto ciò che sono questi massicci rocciosi che dal Cristallo ai Cadini, al Sorapis e chi più ne metta entreranno quindi a far parte di questa mia giornata, di questo mio panorama che più in quota mi attende a braccia aperte. E da questo punto una delle prime panoramiche che guardano direttamente in Val Popena Bassa, dove oltre a questo piccolo tratto, primo tratto del gruppo del Cristallo, sono ben visibili le vette, le cime, le torri del Popena, e più in lontananza invece la meraviglia del Sorapis, che ancora da questo punto non si apre in tutta la sua perfetta panoramica, che guarda direttamente a questa sua grandissima parete rocciosa. È il tempo che sta lentamente cambiando, nuvole che all'orizzonte stanno un po' alla volta nascondendo quel bel sole che ho trovato un paio d'ore fa alla partenza, un'oretta fa all'incirca, e speriamo che comunque non vadi un po' a intralciare, ecco, le panoramiche che mi aspettano e si riservano una volta raggiunto il Monte Piana. Sarebbe veramente un peccato. E dopo una bellissima panoramica che guardava in direzione della Val Popena Bassa, ora entra in scena la Val d'Erin Bianco. E oltre questa bellissima valle che guarda direttamente a questo versante ad ovest delle 3 cime di Lavaredo, ora i miei occhi spaziano all'interno dei Cadini, in lontananza le Marmarole e ovviamente il Sorapis, che un passo dopo l'altro, un metro di dislivello dopo l'altro, ovviamente inizia a scoprirsi così in tutta la sua bellezza, ma non solo il Sorapis, ma anche insomma i Cadini, e adesso ve ne darò dimostrazione.
Ed eccomi giunto al rifugio Maggiore Bosi a 2325 metri di altitudine. Sono circa 420 metri all'incirca il dislivello direttamente dal lago Antorno, in un tempo che si aggira tranquillamente sul paio d'ore. E lascio temporaneamente il rifugio Bosi in direzione del Monte Piana e della piramide Carducci. Tornerò nuovamente qui a rifugio per visitare anche la piccola chiesetta militare nella fase di rientro, ma ora occhi concentrati unicamente sulla piramide e sulla croce di vetta del Monte Piana. Questa giornata sempre più grigia, sempre più fredda ora, si prosegue camminando lungo questo bellissimo altipiano, questo bellissimo pianoro che corrisponde quindi al tratto geografico, alla zona geografica del Monte Piana. Adesso tra un po' l'arrivo in piramide Carducci, che è un piccolo mausoleo, scusatemi, a memoria della Grande Guerra, e poi la croce di vetta che guarda non solo in direzione della Val Popena Bassa ma anche in direzione della Val di Landro, per cui una doppia prospettiva che si aprirà in direzione della Croda Rossa, di quel versante che guarda anche verso il Picco Vallandro, quindi stiamo già parlando dell'Alto Adige e delle Dolomiti di Braies. Ovviamente foschia permettendo, perché qua ogni 10 minuti sembra che le cose stiano cambiando. Dai, avanti sempre. Ed eccomi ai poco più 2300 metri di altitudine della croce di vetta del Monte Piana. E dovete sapere che questo luogo viene descritto e onorato come il museo all'aperto della Grande Guerra. Infatti sotto questa fitta coltre di neve una serie di trincee, sembra proprio una ragnatela vista dall'alto, trincee, gallerie, punti difensivi e offensivi che oltre verso la Val del Rimbianco, verso le tre cime di Lavaredo, era un punto strategico che guardava anche in direzione della Valle di Landro, quella che in questo momento ho alle mie spalle, quindi un punto sicuramente offensivo e difensivo da parte dell'esercito italiano contro l'esercito austro-ungarico. E ovviamente sia verso il versante delle Dolomiti Bellunesi, quindi di Auronzio e Misurina, non mancano nemmeno le panoramiche che guardano verso le vicine Dolomiti di Braies, considerando che la Valle di Landro stessa è un po' la linea di confine che separa le Dolomiti Bellunesi, le Dolomiti del Veneto, dalle Dolomiti di Braies, quindi in questo caso in Alto Adige.
Adesso tolgo i ramponcini e mettiamo su le ciaspole. Dalla croce di vetta del Monte Piana torno giù nuovamente in direzione del rifugio Bosi, in una bellissima fuoripista. Ed ora, sebbene con questa giornata ormai grigia, l'ideale per una bella ciaspolata, per una bella camminata su questa candida neve, su questo bellissimo manto nevoso, è sempre un'opportunità che non bisogna mai perdersi. Adesso sta anche nevicando leggermente, un po' di nevischio, quindi a rendere questo proseguo in direzione del rifugio Bosi, perché adesso rientro nuovamente al rifugio, è quel piacere che bisogna ogni tanto togliersi, quindi lasciare la strada battuta, la via battuta principale, e immergersi così all'interno di questo meraviglioso mondo al cospetto di queste meravigliose vette dolomitiche. Vi posso assicurare che di neve ce n'è tanta, fuori dal percorso battuto ce n'è tanta. Addirittura con le ciaspe si fa fatica ad andare avanti. Oh yeah! Ed eccomi giungere al rifugio Bosi. Torno al rifugio Bosi e questa è la piccola chiesetta commemorativa della Grande Guerra. Ovviamente quella che era la pace e la tranquillità che avevo vissuto qualche istante fa alla croce di vetta del Monte Piana, quindi quell'attraversamento in questo suo pianoro ora svanisce del tutto, perché il rifugio Bosi è aperto anche d'inverno ed è facilmente raggiungibile grazie anche al servizio di motoslitte che ovviamente per la pigrizia un po' di altri porta quassù un certo numero di turisti, di escursionisti non direi, perché l'escursionismo io lo vedo sempre utilizzando le proprie gambe indipendentemente dalla fatica o dall'impegno che un sentiero può dare. E quindi i turisti che ovviamente anche in questo contesto c'è poco rispetto della montagna, quindi bisogna per forza far chiasso, bisogna per forza urlare, bisogna per forza addirittura aprire bottiglie di spumante e fare dei brindisi su bicchieri di cristallo. Vabbè, ognuno vive, come ho già detto anche in qualche altro video, ognuno vive il proprio tempo libero come pare e piace, ognuno vive la sua vita nel proprio modo, però se qui in questo momento ci fosse più silenzio vi posso garantire che con tutto ciò che ora ho attorno sarebbe sicuramente una montagna già ben diversa. E dopo aver visitato la piccola chiesetta, questo piccolo mausoleo che riporta alla memoria ciò che sono gli orrori della Grande Guerra, una piccola pausa al rifugio Bosi e poi riprendo la via del rientro, scendo nuovamente in direzione del lago Antorno, seguendo la stessa strada, la stessa via di cammino
che ho seguito salendo questa mattina. Ed ora fino al lago Antorno è praticamente tutta una bella lunga discesa e niente, avanti sempre. E questa è una escursione ad unico senso di marcia. Durante la stagione invernale non è possibile creare degli anelli o seguire dei sentieri già ben prestabiliti in modo da non ritornare, come in questo caso, nuovamente sulla strada forestale, quella che ho risalito questa mattina. Diciamo che all'altezza della piramide Carducci durante l'estate c'è una diramazione di sentieri che portano direttamente in direzione di Malga Rimbianco e quindi della Valle del Rimbianco, per poi rientrare da un altro versante in direzione del lago Antorno senza dover tornare per questa strada forestale che sto facendo adesso. Parlando invece di tempistiche, il dislivello dal lago Antorno arrivare fino al rifugio Bosi sono poco più di 400 metri che si completano in circa un paio d'ore di continua salita, ovviamente, a parte il primo tratto all'interno dei boschi. Poi quando si entra definitivamente lungo la forestale, da lì è tutta una continua salita fino al rifugio stesso. E come si è potuto ben vedere, l'intero itinerario partendo dal lago Antorno fino alla croce di vetta del Monte Piana è completamente battuto, segue per un buon 90%, come ripeto, questa strada forestale, per poi, una volta lasciato il rifugio Bosi, quindi salire l'ultimo tratto che è di un centinaio di metri, che poi entra proprio nel pianoro del Monte Piana. È sempre una bella stradina battuta, per cui l'utilizzo dei ramponcini in questo caso sicuramente indispensabile. Per fare un qualcosa di diverso, per rientrare dalla piramide Carducci, dalla croce di vetta del Piana, rientrare al rifugio Bosi, magari con le ciaspole, uscire definitivamente da quella strada battuta, da quei 15-20 minuti che separano direttamente dal rifugio Bosi, e camminare così, ciaspolare tranquillamente all'interno di questi ampi spazi dove non c'è nessun tipo di pericolo, dove potete camminare tranquillamente, e quindi dare un po' così un'immagine diversa rispetto a rientrare nuovamente al Bosi, nuovamente per la stradina, e senza sfruttare la bellezza della neve, ma soprattutto di una bellissima ciaspolata che vi posso garantire ne vale veramente la pena. Molto bene, ultimi 15-20 minuti di passaggio attraverso i boschi del Col della Selva. Lascio quindi la strada che è stata la mia guida, il mio riferimento di cammino per l'intera giornata, ed ora salgo in direzione del lago Antorno, però tenendo questo sentiero che sulla sinistra appunto inizia leggermente a salire, per poi seguire un percorso di leggeri salli e scendi proprio ai piedi, raggirando proprio il Col della Selva. È questione di una decina di minuti, 15 minuti al massimo, per poi tornare nuovamente in vista del lago Antorno e di ciò che è stato il punto di partenza di questa mattina, di questa mia escursione.